Seconda prova dall'Arcoveggio e prima delle due riservate a cavalli di 3 anni sono in 11 al via, 1 Chimera Gall, 2 Charlotte Griff, 3 Cubo del Duomo, 4 Capitan de Gleris, 5 Caldas Griff, 6 Céline del Ronco, seconda linea 7 Cosmo Trio, 8 Caspian Mo, 9 Com Giro Lussi, 10 Ciro Bix, 11 Califfo Griffi, favore in chiusura per Ciro Bix numero 10. Intanto lottano in numero avvio 11 Califfo Capitan de Griff Gleris e Céline del squalificato, Ronco che insiste al numero largo, è 3 rimasto Cuba del Viscosti, Duomo invece lontana Caldas Griff. squalificato, Altre rotture a centro gruppo. In terza numero posizione Chimera 8 Gall. Caspian Mo squalificato, Squalifica anche per Caspian Mo, intanto si accoda in seconda posizione Céline del Ronco perché Capitan de Gleris ha fatto intendere che vuole correre al comando. Marco Volpato deciso a respingere l'offensiva di Céline del Ronco che si adegua quindi in seconda posizione, mentre al largo c'è la risalita di Chimera Gall che va ad attaccare dopo 500 metri di gara. Chimera Gall vincitrice al debutto a Roma. Va a dare un deciso attacco al battistrada Capitan de Gleris che però si è opposto. 45-6 primi 600 di gara, l'errore intanto di Céline del Ronco. numero Insiste 6 ancora Céline del Chimera Gall, prendono Ronco vantaggio i primi due, ma rientra squalificato, bene Capitan de Gleris che costringe l'avversario a sistemarsi in seconda posizione. C'è poi il tentativo di progressione da parte di Charlotte Griff in anticipo sugli avversari. Intanto 1 chilometro in 1:15,9 con Capitan de Gleris che continua a fare andatura, nella sua scia rimane Chimera Gall e siamo a 500 scarsi dalla conclusione. Cavalli ora al paletto dei 400 finali, superato con frazione in 15,6. Anche Ciro Bix si è fatto luce, ora sposta nuovamente Chimera Gall e Ciro Bix ne approfitta per andare all'interno e seguire direttamente le mosse di Capitan de Gleris quando siamo al completamento della piegata. Ingresso addirittura d'arrivo, 180 alla conclusione. In vantaggio è sempre Capitan de Gleris su Chimera Gall, all'interno si lancia Ciro Bix. Ciro Bix ci prova, si difende però Capitan de Gleris, finale con Capitan de Gleris che la porta a casa su Ciro Bix, mentre per il terzo, forse a centropista, Cosmo Trio riesce a piegare di misura Chimera Gall, ma è un arrivo da rivedere, 1:16,4 intanto il ragguaglio al chilometro con 31,4, poi 31,3 a chiudere. Marco Volpato in sediolo a Capitan de Gleris. Vincenzo Castiglia al training, la quota di 12,23 al totalizzatore. Rivediamo l'arrivo con Capitan de Gleris che respinge l'ultimo assalto di Chimera Gall, ma deve vedersela con l'affondo interno del favorito Ciro Bix che guadagna terreno nel finale, ma Capitan de Gleris è ancora in grado di respingere l'avversario fin sul traguardo, mentre per il terzo Cosmo Trio probabilmente ha ragione di Chimera Gall.